Antonio Argiolas è nato a Serdiana il 26 dicembre 1906. La madre morì quando aveva solo 6 anni, lasciando Antonio e le 3 sorelle con il padre Francesco, macellaio di Monserrato, con il quale si trasferirono poi a Serdiana per lavorare. Antonio mostrò subito amore per qualsiasi tipo di lavoro. Da giovane ho lavorato cercando sempre di fare del mio meglio. Questo l'ho sempre fatto volentieri. Antonio amava molto viaggiare, soprattutto per andare a Genova, dove si recava ogni anno e dove comprò un magazzino per vendere fichi d'India, lana, formaggi e altri prodotti a prezzi molto più alti di quanto li comprava. Una volta terminata la merce, faceva il portalettere e questo gli permise di guadagnare spendendo il meno possibile e di portare più denaro a Serdiana. Il suo incessante lavoro fece sì che la prima auto, il primo televisore e la prima bicicletta che arrivarono in paese fossero proprio le sue. Antonio si sposò a 31 anni con Bonaria Pala, dalla quale ebbe una figlia, Maria, e 2 gemelli, Franco e Giuseppe. Bonaria era una donna lavoratrice che sostenne sempre il marito nelle sue scelte, collaborando con lui, per esempio, al frantoio nel commercio del formaggio e dei cereali e sopportando il fatto di vederlo di rado a causa del suo incessante lavoro e dei suoi frequenti viaggi. L'Argiolas SpA è sorta nel 1938. È un'azienda a carattere familiare. Il padre Francesco possedeva piccoli terreni e avviò l'attività che è stata poi consolidata dal figlio che ancora oggi partecipa alla vita dell'azienda. Antonio racconta orgoglioso. Avevo una terra de 2 ettari spiegata in affitto. Da questi 2 ettari ho avuto l'idea di insistere con le terre. Mi ero fissato di prenderne un pezzo ogni anno fino ad arrivare a 300 ettari di vigneti. Il primo enopolio in Sardegna nacque proprio a opera di Antonio negli anni della Grande Guerra. I prigionieri austriaci assegnatigli dal governo lo aiutavano a impiantare nuovi vigneti e a realizzare una cantina. La cantina l'ho aperta quando ero giovane. Adesso ho le cantine che sono conosciute in tutto il mondo. Ho sempre lavorato per le cantine. La prima cantina era a casa, poi abbiamo comprato un terreno e abbiamo costruito la cantina nuova, più bella. Il vino sfuso veniva venduto in Sardegna. Dopo il secondo conflitto mondiale si aggiunsero il Lazio, la Liguria e il Veneto. Alla fine degli anni 60 un decisivo passo avanti. Vennero impiantati nei territori di Selegas, Siurgus, Donigala vigneti per 150 ettari che si sommarono alle proprietà serdianesi. La disponibilità del prodotto aumentò e l'azienda, per farvi fronte, costruì un altro enopolio nei cui contenitori in acciaio inossidabile potevano essere stoccati 3 milioni di litri. Lo sfuso veniva venduto in Francia, Germania e in Sardegna. Figura di grande forza morale e determinazione nelle scelte, Antonio ha trasmesso la passione per la viticoltura e l'enologia ai giovani figli Franco e Giuseppe, i quali hanno avviato il processo di rinnovamento dell'azienda agricola per passare poi alla ristrutturazione della cantina, impostandola secondo i canoni più moderni nella tecnologia e più tradizionali nella struttura. Quando alla fine degli anni 70, con la politica comunitaria di invito agli espianti, la maggior parte dei viticoltori riducevano o addirittura cancellavano le superfici vitate, Franco e Giuseppe hanno fatto una scelta coraggiosa. Con una serie di grossi investimenti economici e interventi graduali hanno dato inizio a una riqualificazione complessiva della filiera produttiva. Dal 1985, nel volgere di alcune vendemmie, vennero reimpiantate tutte le vigne e modificati i sistemi di allevamento. Gli Argiolas entrarono con slancio nella dimensione della produzione di grande qualità che li portò a conquistare in breve tempo il favore del pubblico e della critica e ad aggiudicarsi premi nazionali e internazionali prestigiosi. L'idea di imbottigliare prese corpo proprio in questo periodo e aveva come filo conduttore quello di produrre vini di assoluto pregio. Da allora vennero utilizzati scantinati per l'invecchiamento in botti di legno e impianti di imbottigliamento con una capacità pari a 6.000 bottiglie all'ora. Mentre il 70% della produzione si vendeva ancora sfuso in Sardegna e nella penisola, il rimanente 30% costituiva la materia prima per autentici gioielli che iniziavano a circolare nel mercato regionale con le etichette Costa Molino, Costera, Turriga, Perdera e Selegas.
Erano gli anni 1990 e 1991, quando, con l'immissione sul mercato dei vini con proprio marchio, i fratelli Argiolas diedero la svolta definitiva alla strategia commerciale dell'azienda, abbandonando la vendita del vino pronto per la bottiglia, destinato alle primarie aziende regionali, nazionali ed estere. Le cantine Argiolas entrarono a far parte dei produttori eccellenti e i loro vini sono divenuti sempre più presenti nel mercato, con un posizionamento decisamente orientato verso consumatori di fascia medio-alta. Franco e Giuseppe hanno fatto di questa azienda un vero gioiello, sostenuti anche dall'impegno delle loro mogli e coinvolgendo poi anche i loro figli. Antonio parla con orgoglio dei 7 nipoti, tutti laureati o quasi. Mi hanno dato tante soddisfazioni. Vanno in tutto il mondo come facevo io. Non potrei essere più contento di loro. Oggi gli Argiolas possiedono oltre 250 ettari fra vigneti e oliveti. I vigneti sono tutti di proprietà. Ubicati in media collina ed estesi su circa 220 ettari divisi in 4 lotti, le tenute sorgono nelle vicinanze della cantina a Serdiana nei territori di Selegas, Siurgus Donigala, Gua Maggiore e accanto al mare di Portofino nel Sulcis. La vendemmia viene effettuata manualmente da personale specializzato, il quale opera già nei vigneti una severa cernita delle uve. I vini Argiolas hanno ricevuto importanti riconoscimenti qualitativi, vincendo numerosi premi in Italia e all'estero e venendo citati nelle guide enogastronomiche di prestigio. Il Turriga, senza dubbio il più famoso dei vini Argiolas, è stato premiato più volte sia in Italia che all'estero ed è inserito nell'annuario dei migliori vini italiani. La produzione annuale è di 2 milioni di bottiglie con un fatturato di 15 milioni di euro. L'azienda produce anche la grappa di Turriga e circa 50 quintali di olio extravergine di oliva all'anno, lo Iolao. Gli oliveti, circa 39 ettari, sono nei territori del Parteolla, nella zona di Sibiola. L'azienda attualmente è dotata di tecnologie modernissime, una cantina moderna e dinamica al passo coi tempi. Essa conta 50 dipendenti in pianta stabile più gli avventizi. La sua sede è a Serdiana, ma vi sono anche depositi a Livorno per conto di Stati Uniti e Giappone. Il mercato italiano assorbe il 50% delle vendite, il restante è destinato oltre il confine italiano. Germania, Austria, Olanda, Francia, Spagna, Inghilterra, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Estonia, Lettonia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Svezia, Svizzera, Grecia, Russia, Kazakistan. Oltreoceano, l'Argiolas SpA è inserita nel mercato degli Stati Uniti, del Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone, Thailandia, Israele, Filippine, Emirati Arabi Uniti. Antonio è ancora una figura importante nella sua cantina e nonostante i suoi 101 anni collabora alla vendita e alla spedizione dei vini. È in queste parole che si sente tutto l'orgoglio dell'uomo che da un piccolo terreno ha creato una grande azienda e un grande prodotto. Io non ci pensavo, ma ho sempre avuto una forza di ferro per lavorare e per portare l'azienda ai primi posti nel mondo. E ci sono riuscito. Sono uno dei primi al mondo. Io sono vissuto per le cantine, per formare le cantine. E ci sono riuscito. Il nostro vino è buono perché è di tante qualità, uno più buono dell'altro. Vini bianchi e vini rossi. Ha invaso il mercato perché piace a tutti. Le annate sono una più buona dell'altra. Io controllo come fanno il vino, do consigli, ma lavorano bene, con coscienza, senza che io imponga niente. Frutto di 3 generazioni di lavoro, sacrificio e passione, questi risultati hanno un doppio valore per l'azienda e per il territorio, perché oltre che rappresentare il definitivo riconoscimento della grande qualità produttiva dell'azienda Argiolas, sono la dimostrazione che la Sardegna ha le carte in regola per offrire vini di grande pregio. I vini Argiolas sono infatti presenti nella ristorazione e nelle enoteche di tutto il mondo. Ciò contribuisce a proiettare l'azienda ai più alti livelli e a portare i prodotti della nostra isola nelle fasce di mercato di prestigio. Alla base di tanto successo c'è l'opera costante di Antonio, di Franco e di Giuseppe, delle loro mogli e dei loro figli, tutti impegnati giorno dopo giorno a costruire un futuro sempre migliore per la propria azienda, la filosofia della quale sta tutta nelle parole di Antonio.
Il segreto di vivere 100 anni è la voglia di vivere e di fare. Io avevo sempre voglia di fare. Mi piacerebbe rifare la vendemmia, ma sono stanco. Mi portano a vedere la vendemmia. Sono nato in campagna. Mi piace moltissimo. Il vino è stato storicamente, o almeno nella storia dell'economia della Sardegna, uno degli strumenti di sviluppo più importanti e più significativi, proprio perché attraverso il vino, già a fine Ottocento, primi Novecento, si è avviata la prima grande rivoluzione agronomica dei Campidani. I vigneti hanno incominciato a mettersi al posto dei grandi campi di grano, perché il vigneto dava al suo proprietario e al suo coltivatore delle realizzazioni migliori. Attraverso quindi il vino si è costruita pian piano in Sardegna un'imprenditoria moderna, efficace, una imprenditoria che ha sfidato il mare e che è andata a portare i propri prodotti al di là del Tirreno ed oggi anche al di là dell'oceano. Ecco, l'esempio di un uomo importante, contemporaneo, di questa storia industriale è certamente il fondatore delle cantine Argiolas, che da serdiana è riuscita a far sì che i suoi prodotti con le sue etichette andassero nei ristoranti e nei negozi di New York, di Chicago e di Tokyo. Un racconto di fantasia, ma il fatto che ci sia stato in Sardegna, da un piccolo centro della provincia di Cagliari, un qualcuno che ha pensato che attraverso il vino poteva fare un business internazionale di così grande importanza, è un qualcosa che stupisce, ma che allo stesso tempo io credo che debba servire da esempio, cioè anche con le cose più banali. E il vino non è certamente un qualcosa di nuovo, di tecnologicamente innovativo, è un prodotto che dai tempi di Bacco io credo che abbia sempre trovato ospitalità nelle tavole dei cittadini del mondo. Quel vino, cioè un prodotto comune come il vino, è diventato invece il grande artefice di un'attività imprenditoriale ormai di livello mondiale.